Buonasera. In un'altra lezione dedicata a Venezia Termale vi ho raccontato la storia dei bagni e la storia anche di come è nata la balneazione al Lido, i grandi alberghi e la Ville Loisir. Bene, in questa lezione vi racconterò invece come la filantropia si organizzò per cercare di assistere i bambini poveri, in particolare quelli affetti da scrofola, cioè da tubercolosi ossea e ghiandolare, perché potessero riuscire ad avere le cure con il sole, la sabbia e il mare. Era noto infatti nell'Ottocento che i bagni di mare, ma soprattutto col senno di poi sappiamo una vita all'aria pura e una corretta alimentazione, potessero curare i figli del proletariato tanto sfruttato nella Europa del boom capitalistico e del boom industriale soprattutto. A Venezia, in questa sala dell'Ateneo Veneto, il presidente Giacinto Namias, che era primario all'ospedale civile, nel giugno del 1868 invita Giuseppe Barellai. È un medico fiorentino che aveva scritto sugli ospizi marini per i poveri, per i bambini poveri. Lui era medico all'ospedale di Firenze e aveva visto morire tanti bimbi che non avevano le possibilità per poter andare al mare. Quindi aveva preso questa come una missione e aveva cominciato a girare tutte le città italiane per convincere la buona filantropia a investire dei denari per creare degli ospizi in tutte le località di mare dove potessero essere accolti questi bimbi poveri e essere curati quindi con le cure del sole e del mare. Questa lapide che vi faccio vedere si trova all'ospedale al mare al Lido di Venezia e è dedicata appunto a Giuseppe Barellai, promotore infaticabile, la direzione dell'Ospizio Marino Veneto, fondato sotto i suoi auspici nel 1870. Subito, finita la conferenza, tutti i presenti, in particolare le buone dame veneziane della borghesia veneziana, ecco che si raccolgono e decidono di fondare un comitato promotore. Organizzano nel 69 la pesca di beneficenza ai giardinetti reali per l'Ospizio Marino Veneto, raccolgono molti fondi ed ecco questo è il risultato, cioè un edificio in legno che già nel 1870 viene eretto in località Quattro Fontane, cioè in una zona lontana dai bagni Fisola. I bagni Fisola di cui vi ho parlato, che invece erano cresciuti proprio alla fine del Gran Viale. Il Busetto Fisola, questo imprenditore che aveva avviato la cultura della balneazione al Lido, in realtà il primo anno, nel 1868-69, aveva ospitato lui un capannone sulla spiaggia a questi poveri bimbi, dandogli un pane e un uovo e 2 uova al giorno per alimentarli. Però poi aveva visto che i suoi bagnanti, i suoi villeggianti erano abbastanza intimiditi da queste presenze così dolorose sulla spiaggia e quindi ecco che aveva dato in enfiteusi un terreno molto lontano dai suoi bagni, dove era sorto appunto in legno questo primo nucleo dell'Ospizio Marino, che poi fu ampliato e già nel 1873 ce l'abbiamo già strutturato in faccia alla spiaggia, ora spiaggia diciamo dell'Excelsior per capirci. L'Ospizio Marino Veneto si ispira alla analoga struttura di Berck-sur-Mer, ha un corpo di fabbrica per i letti, per l'ospitalità e poi sulla spiaggia una lunga serie di cabine per accogliere appunto i bambini che si cambiavano. Nel 1873 l'edificio viene eretto in muratura e può ospitare già 450 bimbi. C'erano sia i maschi che le femmine, di solito venivano accolti per 45 giorni e erano dei bambini che non dovevano superare le femmine i 15 anni e i maschi i 12 anni. Venivano poi accolti giornalmente anche i bimbi che erano negli ospizi veneziani e accompagnati da delle suore o dagli infermieri e poi ritornavano la sera nei loro ospizi.
Queste sono delle belle immagini di repertorio che dimostrano come venivano portati con i carretti fino ai bagni di mare. Quando nel 1908 però sorse proprio vicino all'ospizio l'Hotel Excelsior, ecco che aristocrazia e questo popolo di bagnanti ricchi era abbastanza intristito dalla vista di questi corpicini martoriati dalla malattia che stavano al sole in questi lettini oppure si immergevano nelle acque vicine a quelle dell'Hotel Excelsior. Per cui Niccolò Spada prima e poi la CIGA, cioè la Compagnia Italiana Grandi Alberghi, che aveva rilevato l'albergo, ecco che fecero di tutto per cercare un po' di addolcire questa presenza. Regalarono dei grembiuloni colorati, ma l'effetto fu ancora più triste di quello che era. E quindi cominciarono a offrire all'ospizio marino di potersi spostare in una zona molto lontana dagli occhi, lontana dal cuore. E quindi la CIGA, siccome possedeva tutta la spiaggia fino a San Nicoletto, ecco che offrì un appezzamento di spiaggia molto ampio dalla parte opposta dell'isola del Lido. Ecco, vedete, a sinistra è indicato il primo sito dell'ospizio marino e a destra invece, guardando, ecco che quell'edificio tratteggiato era un edificio di bagni popolari che fu smantellato e la CIGA offrì quella zona con anche molte migliaia di metri di spiaggia. Questa offerta fu fatta prima della guerra del 15-18, passarono gli anni, intanto l'ospizio marino non fu utilizzato perché veniva utilizzato solo nei mesi estivi, addirittura ospitò l'esercito e lo incendiarono pure perché lasciarono una stufetta aperta e solo nel 1921 ecco che i patroni, cioè il consiglio direttivo dell'ospizio marino, che era un consiglio direttivo di privati, accettò lo scambio e quindi cominciò a spostarsi alla favorita, ma prima di tutto affidò il progetto di una grande città nel sole all'ingegnere Antonio Spandri. Questo ingegnere era esperto in progettistica sanitaria, aveva progettato anche vari edifici all'ospedale civile di Venezia e progettò un grande complesso a padiglioni sulla spiaggia che si sviluppò a 2 livelli, in 2 file. La fila di servizi verso l'interno, verso la strada che si chiama ancora dell'ospizio marino, e sulla spiaggia invece i padiglioni per i ricoverati, sia per i dozzinanti che per i comuni. Erano bambini che dovevano respirare la buona aria di mare e quindi erano dei padiglioni ariosi con grandi terrazze, con ampie finestre e con servizi igienici. Quindi il nuovo ospizio può disporre di 22.800 metri quadrati di spiaggia, cosa non da poco, e questo sarà il risultato finale. Questa è una cartolina che promuoveva l'ospizio marino quando ormai era già diventato ospedale al mare, ma ci serve per capire questa impostazione a padiglioni paralleli, cioè quelli per l'elioterapia sulla spiaggia, quelli per i servizi o per l'isolamento o comunque per gli ambulatori e in prima visione, proprio lo vedete all'inizio, c'è l'ingresso e in fondo a sinistra abbiamo ancora le cucine, abbiamo ancora poi i laboratori. Cominciarono a fare una gara di generosità. In primis la Cassa di risparmio di Venezia, poi altri padiglioni, ecco questi sono dei particolari, e queste sono anche le lapidi che commemorano tutte queste donazioni. Ma la cosa interessante fu che le varie province venete finanziarono la costruzione di padiglioni dedicati a Udine, a Padova, a Belluno e così via, pur di poter avere la possibilità di mandare i figli del loro popolo a passare appunto le cure di mare e col sole e le cure elioterapiche. Queste sono delle immagini che mostrano la ginnastica sulla spiaggia di questi piccoli. E soprattutto si pensò anche a un ricreatorio. Mario Madregnoni fu un economista che morì in giovane età e quindi gli amici nel 1924
raccolsero una donazione per creare un ricreatorio, cioè un luogo dove questi bimbi potessero giocare. Alcuni di questi passavano anche vari mesi, perché la tubercolosi ossea incrinava i loro corpi e quindi dovevano stare al sole e in busti rigidi oppure allettati per periodi molto lunghi. Questo ricreatorio all'inizio fu di un piano soltanto, e poi ecco i bambini all'interno che stanno scrivendo, fanno scuola e giocano. Poi fu alzato e si costruì al suo interno dal 28 al 32 un teatro che ci resta ed è un esempio di architettura liberty con citazioni appunto di tematiche tipiche del termalismo, che è un vero gioiello del liberty in una città che di liberty come Venezia ne ha poco. Ecco, questo è l'interno del teatro con il soffitto affrescato e nel soffitto noi abbiamo appunto la filantropia nel cielo che affida tutti questi bambini a Nettuno perché li possa curare, eccola qui, la filantropia o la generosità dicono, affinché Nettuno li possa curare con le risorse del mare. Ecco, vedete questa selva di bambini che fanno di tutti i colori, che lo tirano per i capelli e che attingono a queste casse cariche di gioie che sono le gioie appunto della salute. Il teatrino fu utilizzato negli anni 30 perché fu collegato a tutte le stanze di degenza con un impianto radiofonico, perché questi bimbi quelli soprattutto che dovevano stare a letto immobili, dovevano essere un po' allietati da questi spettacoli e addirittura anche dalla scuola, dalle lezioni che si tenevano nel teatro e che raggiungevano tutte le stanze. Questo è uno dei manifesti pubblicitari in cui si comunicavano tutti i servizi che si fornivano all'interno dell'ospedale al mare. Ecco, e se vediamo quella bimba con le cuffie è una bimba che sta ascoltando o la musica o una lezione. Poi a sinistra in alto vediamo la ginnastica in palestra, poi in fondo la ginnastica sulla spiaggia, a destra la scuola, insomma l'ospedale mare, e sotto ci sono appunto le rappresentazioni all'interno del teatro. A destra in basso ci sono i laboratori. L'ospedale mare cercava di essere anche autonomo per quelli che erano degenti da lungo tempo ma non erano immobilizzati, ecco, offriva anche dei laboratori perché potessero cucire oppure fare un qualche mestiere. Era veramente una città autosufficiente con anche i suoi animali, con anche ovviamente le cucine e purtroppo anche la sala anatomica. Questo è il consiglio dei patroni che erano espressi da tutti coloro che erano i maggiori sostenitori e finanziatori dell'ospizio marino. Questa è la visita periodica, c'era anche una visita di ammissione e un reparto di isolamento perché se i bambini avessero avuto qualche malattia infettiva dovevano essere immediatamente isolati. Dopo la Prima Guerra Mondiale però, quando si costruisce l'ospedale al mare, ma molti dei militari giovani erano affetti da tubercolosi ossea e quindi da molte malattie, molti segni che avevano lasciato sui loro corpi e sulla loro psiche la guerra. Quindi si cominciò ad estendere un po' a tutte le età della vita e a tutte anche e a altre varie patologie il ricovero all'interno dell'ospizio marino. Queste sono delle belle immagini dei bambini che arrivavano. La loro degenza variava, ma talvolta durava, come vi dicevo, vari mesi, e soprattutto le ore di elioterapia erano fondamentali perché il sole poteva essere risolutivo per quanto riguardava queste patologie ossee. Si può anche vedere l'utilizzo della spiaggia a sinistra con tutti questi tendoni, oltre che proprio la configurazione degli edifici con ampie terrazze. Questa è una visione dall'acqua che ci dimostra la portata e veramente l'ampiezza di questa struttura. Altre immagini promozionali
che qua invece ci illustrano quelle che sono le varie terapie, come le inalazioni, come le radioterapie, e ad esempio anche la mensa, e anche i bambini che sono accolti, cominciano ad essere accolti anche in età molto bassa. Questa è una lezione all'interno dei padiglioni e questa è l'officina dei gessi. L'ospedale al mare cominciò, o meglio era ancora Ospizio Marino, cominciò a farsi una grande fama proprio perché aveva un laboratorio di gessi. Con questi si cercava di impostare le figure, di raddrizzare le storture dei corpi di questi bimbi, e quindi abbiamo degli esempi. Molti di essi uscivano veramente guariti. Questo è il libro in cui ho ricostruito una parte della storia dell'ospedale al mare, in una parte del libro, e soprattutto è interessante vedere come l'Ospizio Marino il 30 novembre 1933, in epoca fascista, diviene ospedale al mare. Il ventennio fascista per questa istituzione fu veramente importantissimo, nel senso che ebbe un direttore, Antonio Garioni, che riuscì ad attrarre finanziamenti e a farne un polo di riferimento nazionale. E tant'è che pochi anni dopo, cioè nel 1939, fu riconosciuto anche ospedale di prima categoria. Quale fu il salto? Il salto fu quello di diventare da ospizio marino, quindi per una fascia limitata di popolazione, a ospedale specializzato nella cura con le risorse ambientali. E questo lo dovette a grandi medici come Giuseppe Iona, che cercò di sostenere Giulio Ceresole, che fu un grandissimo studioso delle risorse ambientali per la cura di varie affezioni. Questo Giulio Ceresole scrisse un libro nel 1928-29, in cui studiò le peculiarità terapeutiche della sabbia e del clima del Lido. E scoprì che la sabbia era provocata dall'incontro dei sedimenti del Piave con l'Adriatico, che tritavano queste componenti, che erano anche varie componenti che venivano dalle Dolomiti, con varie virtù terapeutiche, e questa sabbia era l'unica in tutto il Mediterraneo che non fosse né sabbiosa, quindi né polverosa, né granulosa, e la si poteva trovare dello stesso genere solo a grado. Questo tipo di sabbia poi, esaminata anche in laboratorio, rivelò essere altamente terapeutica per molte affezioni reumatiche ed altre affezioni e altre patologie. Negli anni 30 fu eretta anche una chiesa. Non solo il sorriso, non solo l'intrattenimento nel teatro doveva essere fornito ai piccoli e grandi ospiti, ma anche la preghiera. E la chiesa quindi era importante nella città della cura. Questo piccolo gioiello del Liberty venne affrescato, come accade per il teatro, da Giuseppe Cherubini. Vediamo all'interno delle peculiarità tipiche e anche delle citazioni tipiche del termalismo, o comunque la Madonna nascente, abbiamo ancora il Cristo, e soprattutto quello che è interessante è che questa chiesa divenne per il Lido un riferimento anche per le festività e per le celebrazioni all'interno dell'ospedale. Divenne un luogo di liaison fra la popolazione esterna e l'ospedale. Da notare che il Lido agli inizi dell'Ottocento aveva 860 abitanti, agli inizi del Novecento, intorno al 1931, ne aveva circa 9.000. Quindi la popolazione era cresciuta e aveva anche bisogno di servizi sanitari. Ecco perché l'ospedale cominciò a diventare un riferimento anche per la popolazione, e quindi da ospedale solo per le cure climatiche divenne ospedale dotato di un reparto chirurgico, oltre al reparto ortopedico, per cui costituiva un'eccellenza, ma divenne anche un ospedale per la popolazione, quindi dotato di ostetricia, di ginecologia e di medicina interna, degli altri reparti che servivano appunto ai lidensi che stavano aumentando di numero e anche ai turisti che visitavano il Lido nella stagione estiva.
Queste immagini ci danno l'idea appunto dell'ampiezza e dell'articolazione della città. Nel 1955 ormai era un ospedale a pieno ritmo e di grande livello e aveva anche un reparto che era un'eccellenza di reumatologia. Questo reparto di reumatologia era stato fondato da un medico ebreo, da Giacomo Dalla Torre, che però aveva dovuto scappare in Australia per le persecuzioni razziali. Ritornato dopo la guerra, aveva ripreso il reparto e lo aveva rilanciato a livello europeo. Quindi nel 1955 l'ospedale era dotato sia delle cure di un ospedale normale che delle cure di un ospedale appunto climatico e con terapie ambientali, per talassoterapia e per psammatoterapia, cioè per le sabbiature, la cura con la sabbia. Guardiamo questa tabella, i posti letto erano 1400, la media dei ricoveri all'anno era di 10.000, le presenze annue dei malati ammontava a ben 450.000 entità. I padiglioni erano 33. Quindi veramente una pregevole struttura dotata di servizi che andavano dai bambini con deformità ossee fino però alle camere per dozzinanti, quindi a luoghi anche di incontro per i ricoverati e addirittura un istituto di radioterapia e la radiofonia, come vi avevo già detto. Queste sono le cure che si facevano, cioè la ginnastica riabilitativa, la nursery e soprattutto le sabbiature. Chi aveva dei parenti come me che andavano a fare le sabbiature si ricorda perfettamente l'importanza di queste pratiche terapeutiche. Questo è uno dei manifestini che promuovevano le sabbiature al Lido di Venezia, lo vedete in varie lingue perché venivano villeggianti anche dalle altre nazioni. Era famosissima la sabbia del Lido e purtroppo l'ospedale restò attivo fino a quando nel 1975 passò agli ospedali civili riuniti. Divenne cioè uno degli ospedali, dei tanti ospedali, perché nel 75 ce n'erano tanti nelle isole oltre all'ospedale civile, e furono chiusi uno alla volta. Alla fine del Novecento, con il passaggio di tutti questi ospedali all'USL, ecco che cominciò la liquidazione. Uno per uno vennero venduti, vennero cosiddetti valorizzati, fra virgolette, in realtà venduti per speculazione per lo più alberghiera, turistico-alberghiera, e l'ospedale al mare nel 2006 si decise di venderlo per costruire con il suo ricavato un nuovo palazzo del cinema. Non si fece un nuovo palazzo del cinema, però si lasciò in abbandono l'ospedale al mare. Queste ad esempio sono il luogo, sono i recinti per la psammatoterapia, cioè per le sabbiature, e vediamo come poi sono stati ridotti dall'abbandono. Questi erano i cortili interni e questo è il risultato di anni di abbandono. Queste erano le strade, la strada interna fra le due file di padiglioni, e ecco come è ridotta. Queste sono le immagini della chiesetta, ad esempio, e queste sono le immagini interne. Ecco, queste immagini di degrado purtroppo furono accompagnate anche da atti vandalici nella chiesetta e furono accompagnati anche dall'occupazione da parte di varie presenze che devastarono ancor più i luoghi. Oggi come oggi noi abbiamo questo perimetro enorme di questa grande città della cura nel sole, di cui non si conosce ancora la destinazione, probabilmente alberghiera, una destinazione molto contestata, perché è un momento in cui il Covid ci ha fatto capire come si sia sbagliato a decurtare le risorse sanitarie e gli spazi per la sanità. Oggi ancora una volta destinare una grande storia di una grande struttura che curava con le risorse ambientali ad un ennesimo albergo in una città che di alberghi ne ha fin troppi,
questo veramente è materia per riflessione. Spero che questa storia vi sia servita, vi ringrazio e vi saluto.